Se volete ce l'ho io. Tolgo il cappello che ho portato per riparare la mia mente dal fresco e attrezzo brevissimamente la tecnologia del palcoscenico con questa figura. Questa figura è la figura che Manara ha disegnato per raccontare un personaggio che sta dentro quel libro che vado a prendere adesso. Si chiama Il trombettiere, che è un libro tutto quanto scritto. Come voi vedrete, giocherellerò un po' con questa tecnologia avanzata per far vedere che chi scrive, soprattutto chi scrive ormai in versi e via dicendo, non è lontano dalla tecnologia. Vedete, è scritto tutto quanto in decime, in strofette che si accompagnano e interagiscono con questi disegni, come si faceva nei libri illustrati un tempo, per certi versi come si faceva anche con i cartelloni dei cantastorie. È una storia in 6 capitoli che racconta un personaggio con questa forma di scrittura epica. Le forme che vedete sono tutte decime, si chiamano decime perché sono appunto di 10 ottosillabi. 10 ottosillabi, un ottosillabo sono 8 sillabe, appunto. Continuiamo a marciare dentro i colori di maggio, basilico selvaggio, profumi di terra e mare. Lo dico per fare un esempio, questa è una quartina A, B, B, A. Poi si sentiva sussurrare che il nemico era vicino, un ponte, ancora A e poi C, cambia, are, ino, e poi un'altra quartina che inizia con l'ultimo verso lanciato. E poi ecco Calatafimi, me li vidi davanti, avevano divise bianche, erano tanti vicini. Questa struttura di una quartina, un'altra quartina e un ponte che le collega è una struttura che è ampiamente usata, come da noi l'ottava in Ariosto, in Tasso, è usata invece in tutta la poesia del siglo d'oro spagnola, è diciamo il verso principe della letteratura epica della Spagna contemporanea a Ariosto. Calderón de la Barca, La vita è un sogno, in buona parte è in decime. La decima attraversa l'oceano e diventa la struttura più usata nel racconto epico popolare, quindi fatto da analfabeti, contadini, gente di passaggio, così come i nostri poeti contadini cantavano e si rispondevano in ottave, avendo amato, imparato a memoria, ampiamente dibattuto in versi la poesia di Tasso e di Ariosto. Io dico per le campagne toscane, poi sulla Sardegna è un altro discorso ancora più ampio. Ecco, così in Sud America usavano la decima. E io ho incontrato gli improvvisatori, i poeti contemporanei che senza scrivere libri ma andando a botta e risposta compongono cose meravigliose, soprattutto a Cuba e in tutto il Sud America, e ho cercato di approfondire questo modo che c'entra con i 10 ottosillabi. Violeta Parra li usa spesso, la conoscerete, quella di Gracias a la Vida. Alcune canzoni di Violeta Parra molto famose, tipo quella Volvero lo 17, una poesia bellissima, tornare a 17 anni quando ci si innamora, come tornare a 17 anni, dice lei, sono delle decime forse tra le più belle scritte nella storia della poesia contemporanea, e quindi ho usato questo metodo. Troverete quindi, se lo prenderete poi in seguito, questo libro di cui brevemente vi racconto un po' la storia. Mi fa piacere farlo anche dopo questa bellissima lettura che ha fatto Mariangela Guartieri, che quindi un po' mi imbarazza perché dal punto di vista della scrittura non siamo da quelle parti, ma io ho massimo rispetto e ammirazione per quella scrittura che continua ogni volta a colpirmi, a toccarmi. In questo caso siamo davanti a una ballata epica, in qualche maniera, così forse si può definire, che tratta di questo signore, Giovanni Martini, un signore che alcuni pensavano fosse nato a Apricale in Liguria, altri pensavano invece fosse di Roma, e poi alla fine è venuto fuori che era di un paese vicino a Salerno, che si chiama Sala Consilina. Nato probabilmente nel 1852, lo vedete qui in una bella divisa da militare, perché per l'ottimo motivo che lui era il trombettiere del generale Custer. Questo è un dato storico, che si salva, l'unico superstite della battaglia del Little Bigorre, 1876.
il famoso generale Custer, che aveva un gruppo di 300 uomini e che comandava in realtà un gruppo ben più ampio di circa 1000 uomini, divisi in 3 gruppi di 300 uomini, doveva trovare dove diavolo fossero questi nativi che stavano cercando di spingere lontano dai loro territori per prendere le giacche azzurre possesso del territorio delle Black Hills, delle colline nere, dove c'erano, pare, giacimenti auriferi, dove si stava espandendo la colonizzazione bianca. E allora Custer, che doveva semplicemente indicare dove fossero i nativi, invece decide di attaccarli e c'è una battaglia che, condotta in maniera un po' sbagliata dal punto di vista militare, fa sì che i 300 uomini che sono insieme a Custer muoiano tutti quanti in circa una mezz'ora, attaccando in maniera sbagliata il campo del nemico. L'unico che si salva è questo signore, ecco, Giovanni Martini di Sala Consilina, nato nel 1852 probabilmente, che si trova nel 72 a emigrare per gli Stati Uniti, che entra nell'esercito americano con la qualifica di musician, cioè di musicista. Suonava la tromba, era il portaordini e quindi anche il portamessaggi. Infatti, perché si salva? Perché prima di partire per la battaglia fatidica, Custer gli consegna un messaggio con scritto: ho trovato il nemico, porta le munizioni, firmato Tom Custer, che era il fratello del generale George Armstrong Custer, che era anche lui insieme al fratello nel plotone fatale. Gli danno questo messaggio che lui si piega in 4, come vedete è ancora segnato, questo è a West Point nel museo, e lui porta questo messaggio al maggiore Bentin, che era a circa 8 miglia di distanza. Gli deve raccontare, gli deve portare un messaggio, come dire, gli indiani sono stati trovati, i nativi sono stati trovati, porta le munizioni perché la battaglia è lì. Quindi si salva, è l'unico a salvarsi per via di questo dettaglio. Per via di questo dettaglio che è legato anche al fatto della tromba. Il fatto che lui suonasse la tromba, che fosse il portaordini, lo ha messo al riparo dall'attacco in prima linea. Quindi il fatto che fosse un musicista mi aveva incuriosito. Questo è un piccolo dettaglio di una delle 1000 storie degli immigrati italiani in America che l'ha reso un po' famoso, questo signor Giovanni Martini, ma mi sembrava sufficiente a cominciare a cercare di capire che fosse. E allora, spinto un po' da interessi anche legati a questa maledetta domanda: chi diavolo fossero i musicisti, chi sono questi spiriti, diciamo, vagabondi che trovi ai funerali, ai matrimoni, sulle navi, nelle taverne, ai muri delle strade, che parlano la lingua della musica girando di paese in paese, che riescono a sopravvivere anche con un cappello, cioè che psicologia hanno, da dove si formano, che viaggio fanno e soprattutto che musiche ascoltano e in che maniera se le scambiano. Mi è sembrato un punto di partenza interessante, perché ho cominciato a seguire e ho scoperto alcune cose. La prima cosa è che nel Settimo Cavalleggero c'era una banda musicale diretta da un altro italiano che si chiamava Felix Vinatieri, che era un compositore, il quale aveva composto anche delle cose, che poi scriverà delle specie di piccoli musical, che rimarrà naturalmente in America, che è un emigrante intellettuale, aveva trovato a lavorare nelle bande americane, lo pagavano di più che non a fare il musicista in Italia e in Europa, va a lavorare a Lisbona, non lo pagano abbastanza, torna negli Stati Uniti, incontra Custer facendo un concerto in suo onore, perché era un eroe della guerra civile americana, Custer, e Custer, che amava molto la musica, lo chiama a dirigere la sua banda musicale. Nella banda musicale c'erano musicisti di 14 paesi, perché nel Settimo Cavalleggeri, battaglione di frontiera, che nel 1876 ha questa famosa battaglia, c'era gente di 14 paesi, altro dato che mi ha colpito, cosa cantavano, che musiche si scambiavano questi di 14 paesi, dai greci agli ungheresi, ai tedeschi, agli irlandesi, agli italiani, 5 italiani, tra gli italiani uno addirittura che aveva fatto un attentato a Napoleone III nel 1858, si chiamava Camillo Di Rudio, condannato poi alla Guyana, e dalla Guyana era scappato, era andato alla Guyana britannica, era tornato a Londra da Mazzini, gli aveva detto: cosa vogliamo fare di me che ho attentato all'imperatore, ho fatto tutto sto giro, andatemi da Garibaldi nel 60 a fare l'impresa di Mille. No, perché sei troppo compromesso, ti mandiamo a fare la guerra civile americana. E lo mandarono là, dove rifece carriera e diventò un ufficiale nel Settimo Cavalleggeri e era insieme al nostro eroe. Si salvò anche lui perché per antipatia Custer lo mandò via, questo italiano parlava sempre di imperatori a cui aveva fatto attentati, e lo mandò in uno degli altri gruppi di ufficiali che invece si salvarono. Beh, quindi questo mondo cominciava a avere dei motivi di interessarmi ancora di più. Quando poi scopro che il nostro Giovanni Martini è andato anche a Cuba nel 1898
perché c'è la guerra ispano-americana nella quale gli Stati Uniti contro la Spagna prendono il possesso dell'ultima colonia della Spagna ai tempi di Colombo, che è Cuba, che cade nel 1898, pensate quanto tempo è passato da Cristoforo Colombo, e insieme alle Filippine diventa indipendente, la famosa guerra dei ribelli di José Martí, io soy un hombre sincero donde crece la palma. Bene, il nostro eroe, il nostro Giovanni Martini, con questa bella faccetta, se ne va anche lì a combattere a Cuba, nel 3° battaglione di artiglieria in questo caso, e quindi incontra le musiche cubane. Nella banda cosa ha ascoltato? Già c'era Wagner, già c'era Chopin, c'era stato già tutto, e il nostro Vinattieri che dirigeva la banda non potevano conoscere queste musiche, c'era stato sicuramente Wagner e tutto. Sicuramente c'erano le musiche di tutti questi paesi. Come le avranno imparate, come se le saranno scambiate nelle varie sedute di musica tra una prova e l'altra. E poi andando a Cuba cosa saranno ancora diventate queste 1000 musiche, quando a Cuba già c'era tutto, c'era il son, c'erano le musiche africane, c'era la musica del flamenco che avevano portato gli spagnoli che stavano là, c'erano gli improvvisatori che improvvisavano in versi, e tutto questo su cosa si impiantava? Su un nucleo originario che era quello della musica del suo paese di quando lui era ragazzo, e sulla sua prima avventura che lui racconta essere stata con Garibaldi. Lui dice che è stato con Garibaldi, forse l'ha visto passare da Sala Consilina nel 1860, quando Garibaldi tornava dalla Sicilia e andava verso il Volturno, le battaglie del Volturno, la conquista di Napoli, oppure l'ha seguito quando aveva 14 anni, probabilmente nella guerra del 66 con i battaglioni che con Garibaldi combattevano gli austriaci. Allora, insieme ai suoi coetanei, Tamburino Sardo e Piccola Vendetta Lombarda, Vedetta Lombarda. Ecco, tutto questo qua, questo mondo qua, che musica sentiva a casa sua, che musica sentiva con Garibaldi, dove c'erano ungheresi, francesi, c'erano inglesi che combattevano, c'erano i siciliani, c'era musica di ogni sorta. E che musica ha imparato quest'uomo, questo analfabeta musicale, perché lo immaginiamo così com'era, uno che sapeva appena scrivere, uno che sicuramente non sapeva scrivere di musica. Che musica avrà scambiato sulla nave che portava nel 72 dall'Italia all'America in 2 mesi circa di navigazione, passando, come passavano allora, dalle parti, prendendo anche della gente del centro Europa, quindi migrazioni che si immaginano essere di slavi, di russi, di ebrei, che andavano di là dall'oceano. E i musicisti, sapete che nei palcoscenici delle navi che sono all'aperto, vai vagando e attraversando sotto le stelle l'oceano per 2 mesi, una volta che uno ti suona 10 melodie che conosce, magari che vengono dai Balcani, tu gli rispondi, dopo la 10ª volta te le impari tutti, gli rispondi dando delle intonazioni mediterranee, se sei di Sala Consilina come era lui, alle domande o alle proposte che ti fa il clarinettista che viene dal Balcano. Per cui la musica nasce da questo cambio, da questo scambiarsi, da questo andare a rispondere tra ritmi e parole, ecco, e diventa il viaggio del nostro eroe, da Garibaldi alla nave, all'emigrazione, a Custer, alla Cuba, fino a morire nel 1922 a Nuova York, travolto da un camion di birra, e mi sembra anche una bella fine molto in tono col personaggio, che i dati biografici veri sono questi. Quello che rimane da immaginare è cosa un musicista possa aver attraversato in questo percorso.